Il fondo cassa, i soldi di alcune cene natalizie, il contenitore con le mance per il personale e addirittura la cassettina con le offerte per l'Advar per l'assistenza ai malati terminali. Sconcerto e rabbia al ristorante Carbone in via Caldibreda a Treviso quando i titolari hanno scoperto che durante la notte dei ladri sono entrati nel locale dopo aver forzato una finestra che si affaccia proprio sulla strada. Si sono diretti verso la cassa, qua come potete vedere hanno portato via praticamente tutto, perfino il cassetto delle monete, dove sotto c'erano anche soldi di fondo cassa per delle cene che mi avevano già pagato, dei buoni che mi avevano già pagato per delle cene, hanno portato via la cassetta dell'Advar, che questa è una roba oscena, e i soldi delle mance delle ragazze, c'erano 2 cartoni di vino, si sono portati via solo questi 2 cartoni di vino. I ladri sono poi saliti al piano superiore dove hanno arraffato un computer, poi sono scappati. Il bottino è di circa 650 euro, oltre ai danni all'infisso. Sul posto la polizia e gli esperti della scientifica che hanno rilevato le impronte lasciate dai ladri. Professionisti di un certo livello non sicuramente, perché con il valore di carne, di bottiglie, di tutto quello che noi abbiamo avrebbero potuto fare molto di più. Questo è un atto di vandalismo e magari per raccattare solo i pochi spiccioli che sono riusciti a trovare, insomma, pochi che per noi insomma comunque è l'incasso di una serata e questo fa male. Il ristorante, molto apprezzato a Treviso, locale iconico del rugby di Marca, l'altro titolare, Mauro Vendramin, giocava nel Benetton nella nazionale, si è trasferito dalla Ghirada in via Caldibreda da 8 anni e mai era successo nulla fino a pochi giorni fa, quando la zona del Sant'Artemio ha cominciato ad essere bersagliata dai ladri. Noi andiamo via la sera che è anche tutto buio e abbiamo paura, siamo terrorizzati. 2 giorni fa erano stati comunque nelle abitazioni qua vicino. Questa effettivamente una volta era una zona tranquilla, cioè ci abita anche il prefetto qua, è sempre stato sotto controllo tutto e adesso non gliene frega niente, saranno sì, vandali, drogati, non so neanche cosa posso dire, comunque è mortificante insomma per noi sapere che noi dobbiamo riaprire, andare avanti con il nostro servizio e siamo in questo stato d'animo così insomma. Che ti dispiace proprio, non hai più la voglia di capire, uno fa sacrifici e dopo viene ripagato così.